Uno tsunami meteorologico, così viene descritto il Mar Robbio, il fenomeno di alta e bassa marea che ha devastato le imbarcazioni del porto di Lampedusa. Un fenomeno che non accadeva da oltre 20 anni e che si verifica a causa di repentine variazioni della pressione atmosferica. Ma oggi non è solo il giorno in cui si vagliano le cause, è soprattutto il momento di concretizzare la conta dei danni, almeno 200.000 euro, far riemergere le imbarcazioni, contenere gli idrocarburi provenienti dai pescherecci affondati, ma soprattutto la giunta comunale con in testa il sindaco Giussi Nicolini ha deliberato la richiesta alla regione di dichiarazione dello stato di emergenza. Ed i funzionari della protezione civile regionale hanno già redatto il verbale di sommorgenza, a cui si aggiunge la richiesta del risarcimento danni ai pescatori e ai proprietari di imbarcazioni e la riparazione degli altri danni provocati al porto e alla viabilità. Per i proprietari e per l'equipaggio dei pescherecci affondati la Giunta ha anche chiesto, ha spiegato il sindaco delle Pelagie Nicolini, il ristoro del mancato guadagno per tutto il periodo necessario alla ripresa delle attività di pesca.